oggi è di scena la Sardegna in cucina. La Sardegna con delle meraviglie veramente emozionanti. Vedremo come si fa una pasta sottilissima, tutta fatta a mano, incredibile, e vedremo i pani, quelli delle spose, quei pani che sono ricamati, tagliuzzati con le forbicine, che per fare ogni forma ci vogliono almeno 2 giorni di lavoro, una pazienza infinita, una sapienza che non si trova più, Emanuele. E poi parleremo di presbiopia, partendo da una notizia che è girata tempo fa riguardo alla possibilità di una nuova cura. Adesso capiremo se esiste veramente Perché questa diventiamo tutti possibilità. presbiti. Prima o poi, dicono dai 50 circa, 45, 50. Io ne ho 40 per ora, 40 riesco a ancora leggere leggi abbastanza bene. liscio. No, io ho tenuto, siccome sono miope per un po' più avanti dei 40, però Quindi arriva un vedi, momento che... anch'io che sono miope, forse mi Sì, passerà infatti più mi avanti. scrivono tutto larghissimo, enorme, così non so leggere. Siamo umani, siamo umani, siamo tutti umani. E va bene, ti lascio. Poco. Vado in cucina, vado a salutare Gianfranco Pulino, ciao caro, dalla sua gallina. E poi saluto con ammirazione Anna Rita Fadda, benvenuta da Cagliari, maestra del pane Anna Rita. Allora, Anna Rita è qui con noi grazie alla passione di Gianfranco, che è un giovane, talentuoso cuoco, che però ha una rete di persone sul territorio, vai a scovare tutti i produttori più appassionati di tutti i prodotti, le prelibatezze, e poi hai una passione per le tradizioni antiche, e oggi hai portato Anna Rita che ci sta facendo un pane che si chiama Filindeu, vero Anna Rita? Sì. Che vuol dire? Vuol dire figli di Dio. Figli di Dio, pensate, che nome impegnativo per una pasta in realtà, un pane ma una pasta. Guardate, quando è secca poi, quando è pronta, la potete vedere qui, si secca ed è talmente sottile, vedete? Impressionante. Lei la farà a mano e la vedremo nascere questa pasta sotto i nostri occhi tra un pochino, e poi la cucineremo come? Allora, io ho fatto un brodo di pecora, che naturalmente sono partito con le verdure, con la carne di pecora, quindi sedano, carote e cipolla, sì, dei pomodori secchi e del prezzemolo che poi ho filtrato. E adesso non faccio altro che dividermi il brodo perché faremo 2 piatti, il filindeum e il sumazzamudru, che è un altro piatto tipico della Sardegna. In pratica andiamo ad utilizzare il pane raffermo duro dei giorni precedenti, si cucina come una pasta e poi condito con pomodoro e pecorino. Allora, i filindeu sono tradizionali della zona di Nuoro, però Anna Rita si è talmente appassionata di questa pasta che ha voluto imparare a farla. Allora, tra pochissimo la vedremo nascere in diretta al Cheo. Prima però, Emanuele, dove ci porti? Ci spostiamo dai sapori della Sardegna ai sapori delle Marche, in realtà